Buonasera e ben ritrovati dalla Stella Azzurra. Questa è la 19ª giornata di Serie A della Lega Calcio a 8, quella in cui i padroni di casa del Testaccio Calcio a 8 proveranno a rimanere ancorati al quarto posto, che vorrebbe dire playoff per la Pisana, appena persa la vetta in coabitazione con il Cotton Club, sconfitti per 5-3, quelli di Pasquale in casa contro Code 272. C'è bisogno di una reazione pronta ed immediata. Bendia prova ad inventare. Mazzesi, dalla gran distanza, Mazzesi col piede caldo, Filonardi respinge male ed arriva il gol del vantaggio del Testaccio Calcio a 8, è 1-0. L'ha messa dentro Simone Emirante, tante assenze per il Testaccio, ma c'è qualcuno che rimane sempre presente. Regala un altro pallone, la Pisana in uscita e con la punta da fuori segna Thomas Daguanno, 2-0 del Testaccio Calcio a 8. Palla in verticale ancora sbagliata, allora il tiro, traversa e rete da parte di Buono. Una Pisana scollegata dal campo e sotto 3-0 contro il Testaccio. Che gol di Buono! E deve mettersi in porta Tiziano Carnevali. Marco Filonardi ha abbandonato il campo per l'infortunio corsogli alla spalla in precedenza. Piove sul bagnato per la Pisana. Va dentro da Daguanno. Daguanno a pochi metri dalla porta, la finta e sulla linea Super Lalli salva la caduta della Pisana. Filonardi che ci ha provato ma non era più in grado di metterci il braccio. Attenzione a Laurato, dentro la palla che sfila, grande riflesso e poi Cesaro altissimo. Schiavon aveva praticamente tirato senza farlo, bravissimo Boni. Parte a Massari, a giro a Massari, traversa poi la palla sulla linea, un rimpallo e libera in qualche modo il Testaccio. Che punizione aveva tirato a Massari, sempre ben anticipato da Mirante. Poi va ancora bene dentro il Testaccio, attenzione alla conclusione del gol del 4-0 del Testaccio Calcio a 8, con Carnevali in porta, hanno vita facile e calano il poker. È stato Bendia a segnare, Daguanno. Dal fondo il tiro cross, la deviazione di Carnevali, non sappiamo chi a segnare la rete, ma è comunque il 5-0 del Testaccio. È costretto all'uscita definitiva Schiavon e allora Pisana che deve giocare in 7 dopo l'infortunio di Filonardi, anche quello del numero 2. Piccolo di tacco, leziosissima la Pisana qui. Allora il numero 13 del Testaccio. Manni ad allargare, un altro tiro che arriva e un'altra rete, stavolta la mette a segno Alessio Starace, 6-0. Sul 6-0 non avrebbe senso giocare in maniera diversa. Cesaro ha cambiato gioco, praticamente Boni ha un joystick per comandare la sua difesa. Qui Manni dentro l'assist dall'altra parte ed è 7-0 ancora Alessio Starace. Stanno ammettendo quelli della Pisana. Palla in verticale, Starace in area ed è ancora rete. 8-0, quelli della Pisana erano fermi. Ha segnato ancora Starace, tripletta per lui. Laurato. Tiro improvviso, Boni ha due mani a salvare l'imbattibilità della sua porta. Sua difesa, ma Massari finisce ancora per sbattere invece su una retroguardia oggi attentissima. Mazzesi in lungolinea. È tutto solo da quella parte. Bendia, Mazzesi, tiro deviato e rete del 9-0. Testaccio Calcio a 8 batte 9-0 la Pisana Calcio a 8, occasione ghiottissima quindi per rifarsi sotto per la Golbet Calcio a 8, per il Cotton, per fuggire ancora più prima in testa alla classifica.